Amici di Bella Sicilia, guardate dove ci troviamo oggi. Un luogo fantastico. Sembra un luogo da fiaba, perché guardate cosa vediamo davanti. Percorriamo questo sentiero che ci porta al belvedere di questo borgo delle Madonie. Non so se avete riconosciuto già la località. Intanto voi fateci sapere da dove siete collegati e noi vi mostriamo questo borgo delle Madonie che fa parte del circuito Bella Sicilia. Ecco, percorriamo a piedi questo sentiero. Sicuramente avete visto questa immagine, questa foto scattata da questo luogo già sui social, perché è uno dei posti più ambiti dai fotografi, dagli appassionati di foto. E anche oggi abbiamo voluto raggiungere questa zona per fare noi lo scatto e fare qualche video da mostrarvi. Allora, ciao Maria, ciao Gianni dall'Abruzzo. Qui abbiamo una grande vallata. E allora con il team di Bella Sicilia oggi siamo nelle Madonie e siamo esattamente a Petralia Soprana, un bellissimo borgo che vi invitiamo a scoprire. Per ammirare un centro storico ben curato e poi anche un bellissimo panorama. Lì in fondo vediamo il borgo di Gangi, un altro dei comuni del circuito Bella Sicilia. Se siete nelle Madonie dovete assolutamente visitare questi comuni. E poi ricordiamo c'è anche Geraci Siculo, poco distante da qui. Restate con noi, vi porto ad ammirare una bellissima chiesa. Allora, ciao Mercedes, ciao Carmelina, ciao Emanuele, salutiamo anche Andrea, Angela, sempre dalla provincia di Agrigento, Menfi. Ci sono delle bellissime spiagge ed ecco, guardate, in questa piazza di Petralia troviamo la chiesa di Santa Maria di Loreto, uno spettacolo. Guardate che bello. Risale al 1750, è una delle chiese che si possono ammirare qui nel centro storico di Petralia Soprana. Ciao John dal Canada, ciao Carme da Enna, quindi dai, qui nel cuore della Sicilia. Un borgo molto curato. Vi mostro qualche altro angolo di questo piccolo comune siciliano che merita di essere visitato. Guardate, ciao Maria Margherita da Aosta. Ecco, ci sono tanti turisti che scelgono tutto l'anno questo borgo delle Madonie. Un vero gioiello assieme ad altri borghi come Geraci Siculo, Gangi, tutti qui nelle vicinanze, pochi chilometri di distanza, quindi magari con un unico viaggio potete scoprire tanti borghi. E questa è la piazza San Michele,
l'ho vista quando aveva 2 anni. E vi porto anche nella piazza centrale di Petralia Soprana. Ciao intanto a chi ci sta salutando, anche dal Brasile, Edoardo. Ciao Gaetano, che porta il cognome proprio di questo paese, Petralia. Ecco, ricordiamo che ci sono anche 2 Petralie. C'è Petralia Soprana, dove ci troviamo in questo momento, e poi poco distante c'è Petralia Sottana, in basso. E ci avviciniamo nella piazza centrale di questo borgo delle Madonie che fa parte del circuito Bella Sicilia, amici. Allora condividete il video e continuate a scriverci da dove ci seguite. Ciao Luciano che ci saluta dalla provincia di Cuneo. Ecco, questo è il municipio, guardate che bello. E allora amici, vi abbiamo mostrato alcune immagini di Petralia Soprana, però vi assicuriamo che c'è tanto altro da vedere, sempre qui nel cuore del borgo. E noi ritorniamo nel fantastico Belvedere. Ciao Rosa Maria da Catanzaro e Filippo ci segue da Bruxelles. Ciao Nunzio. Nina, allora siamo a Petralia Soprana, uno dei comuni delle Madonie, un comune che fa parte del circuito Bella Sicilia, quindi uno di quei comuni che vi invitiamo a visitare. Andiamo nuovamente a vedere il bellissimo panorama dal Belvedere. Guardate che bellissimo angolo qui a pochi metri dal centro cittadino. Ciao Frank, ciao Teresa, guarda. Tutti gli angoli quindi ben curati. E Fiore arriverà a metà settembre, dai, ti aspettiamo. Francesca ci saluta da Piazza Armerina. E la nostra passeggiata tra i vicoli di Petralia Soprana continua, perché vogliamo ritornare nel bellissimo Belvedere per farvi ammirare ancora una volta questo panorama unico. Ciao Angelo, ciao Adriana da Vicenza. Qui ci sono ancora fabbricati storici, alcuni sono stati riqualificati, altri ancora no, però vi assicuro che c'è una bella atmosfera, una bellissima cornice per chi cerca relax nel cuore della Sicilia, un luogo ideale per gustare anche qualche prodotto tipico e poi per assistere ai tanti eventi che vengono organizzati tutto l'anno. Ci avviciniamo al Belvedere anche perché c'è Michele che sta realizzando delle immagini, vediamo se riusciamo a incontrarlo. E percorriamo la via Belvedere.
e qui possiamo ammirare tutta la zona circostante. Ed eccolo lì sotto, vediamo Michele che sta realizzando delle riprese con il drone di Petralia Soprana. Andiamo a incontrarlo. Restate ancora qualche secondo con noi. Intanto continuate a scrivere nei commenti da dove siete collegati in questo pomeriggio d'estate. Allora, questa è una zona molto suggestiva di questo borgo delle Madonie, la zona del Belvedere. Come dicevamo, sono in tanti a recarsi qui per fare qualche scatto davvero bello, con protagonista appunto la parte retrostante della chiesa che abbiamo appena visto. Allora, ciao a Fiore, ci salutano anche dalla Proloco di Burgio. Dai, chiamateci, contattateci, c'è il numero di telefono, mettetevi in contatto con il nostro team, cerchiamo di valorizzare la Sicilia, magari ci invitate per qualche evento che organizzate, vediamo se riusciamo con il team di Bella Sicilia e con il team di Onda TV a raggiungere anche i vostri comuni. Ciao Stella dall'Argentina. Allora sentiamo il drone che è già in aria, in volo, il nostro drone che sta realizzando delle immagini su Petralia Soprana. Ed ecco lì una delle immagini più famose, forse, che vengono pubblicate sui social da questo borgo. Carmelo ci saluta dal Canada. Andiamo a disturbare a Michele mentre sta sorvolando con il drone Petralia Soprana. Michele, allora ti disturbiamo qualche secondo, però non fare cadere il drone, dai. Assolutamente no. Abbiamo tanti amici che sono collegati. Glielo facciamo vedere da Facciamo qua. vedere. Quello che si Vediamo riesce. cosa. Non si riesce probabilmente. Ecco, stiamo Non si riesce. sorvolando quindi con il drone Petralia Soprana. Ciao Paola da Taormina, Giuseppe da Furcisicolo, Anna Maria ci saluta da Aspra. Dai, tra poco dovremmo proprio andare ad Aspra perché realizzeremo un video anche al museo dell'acciuga di Aspra e poi, quindi se hai qualche contatto con qualche pescatore, facci metterci in contatto con noi perché vogliamo realizzare uno speciale proprio dedicato ad Aspra, che sappiamo che è anche un paese dove la tradizione della pesca viene ancora portata avanti. Allora vi facciamo ancora vedere questo angolo di Petralia. Ciao Antonio da Milano, Carmelo da Londra. Ciao Giampietro da San Paolo, Brasile. Toscana è il paese del suo papà. Ci sono tanti italiani che sono all'estero, ma il cuore resta sempre legato alla terra d'origine, alla bella Sicilia. Ciao Pippo e Carla da Castel di Iudicia. Ciao anche Giuseppe, dai, ti portiamo alla Sicilia noi, sempre con i nostri video, vi chiediamo semplicemente di condividerli per far conoscere sempre di più questa terra fantastica in giro per il mondo. Ci arrivano i saluti anche dall'Umbria, dall'Abruzzo. Allora, noi ancora vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e vi aspettiamo qui in Sicilia, in questo caso nelle Madonie, Petralia Soprana, ma vi ricordo che c'è anche da visitare il borgo di Gangi, proprio qui alla mia destra, e poi poco distante anche Geraci Siculo, comuni che fanno parte del circuito Bella Sicilia. Ciao ciao!